Nel corso di un'operazione effettuata dalla Polizia di Stato di Sciacca ha proceduto a effettuare mirati servizi di prevenzione e contrasto del gioco illegale, tutti finalizzati alla ricostruzione della raccolta delle scommesse per via telefonica o per via telematica illecitamente. Fatto pertanto accesso presso un locale adibito a sala scommesse, la squadra di polizia amministrativa di Sciacca notava all'interno di una saletta interna riservata l'installazione di 5 apparecchi elettronici da gioco, uno scambiamonete e 5 sgabelli. I predetti apparecchi erano spenti al momento della constatazione e pur tuttavia regolarmente allacciati per mezzo di un cavo di alimentazione alle prese dell'impianto elettrico. Sugli stessi non erano apposti i relativi nulla osta di messa in esercizio e di distribuzione, nonché non risultavano essere collegati telematicamente alla rete nazionale del totalizzatore fiscale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Pertanto, dal più attento accertamento, la Polizia di Sciacca notava altresì che le schede elettroniche presenti nelle macchinette si trovavano collocate in un vano alla base degli apparecchi stessi e non nello spazio generalmente loro riservato, ossia dietro il pannello principale. Inoltre si verificava che l'installazione all'interno degli apparecchi di una presa telecomandata che gestiva da remoto e consentiva l'accensione e lo spegnimento degli stessi senza che fosse necessario operare manualmente. Premesso questo, i 5 apparecchi, lo scambiamonete e le chiavi sono state sottoposte sotto il vincolo del sequestro amministrativo con finalità di ulteriori accertamenti. A tal riguardo sono state elevate sanzioni di natura amministrativa secondo l'articolo 110 del regolamento vigente per un totale di euro 50.000 al titolare, nonché una sanzione amministrativa per un totale complessivo di euro 1.032.